I vaccini a DNA e a RNA messaggero sono preparati con tecniche di biologia molecolare molto sofisticate che non utilizzano alcun tipo di cellula umana, di topo, di canguro, di cammello, non ci sono cellule. È tutta quanta una costruzione che avviene, diciamo, utilizzando metodi biochimici. Non c'è alcuna cellula, quindi non c'è pericolo di avere effetti umani, di avere qualunque tipo di cosa, perché sono vaccini fatti in modo completamente nuovo, come ormai la gente dovrebbe sapere. Secondo aspetto, i vaccini fanno produrre la proteina spike al nostro organismo ed è quello che deve succedere, perché altrimenti non potremmo fare una risposta immunitaria contro il virus. Ma come avviene questo fenomeno? Avviene in due fasi. Una volta che una persona riceve il vaccino a DNA o a RNA, le sue cellule producono la proteina spike. Una parte della proteina è degradata immediatamente e va a finire su alcune molecole che la fanno vedere a dei linfociti, i linfociti T si chiamano, che aiutano le cellule a produrre anticorpi. Un'altra parte della proteina spike prodotta dalle nostre cellule viene rilasciata e viene captata in periferia, cioè dopo che ha fatto un giretto nel sangue, viene captata dai linfociti B che diventeranno plasmacellule e produrranno anticorpi. Durante questo passaggio la proteina spike è presente nel plasma, non c'è dubbio, e deve essere presente nel plasma. Ma quanta ce n'è? Ce n'è poca. Parliamo di circa 70 picogrammi per millilitro, ovvero 0,07 nanogrammi, millesimi di microgrammo per millilitro, cioè quantità veramente minime. La proteina rimane qualche settimana e dopo 2 settimane non c'è più nelle persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Quando poi ricevono la seconda dose, la spike sparisce subito perché nel plasma ci sono già gli anticorpi. Quindi alla seconda iniezione la spike prodotta precedentemente è già stata rimossa dagli anticorpi. Con la terza iniezione ancora meglio, cioè in altre parole, con il vaccino dopo la seconda e soprattutto la terza dose la spike non è presente nel plasma.